Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa. Oggi lunedì 16 febbraio comincia una nuova settimana con un racconto della cronaca che è tutto incentrato, insomma ancora una volta le aperture dei nostri quotidiani nazionali soprattutto sono incentrati sulle vittorie dell'Italia alle Olimpiadi, record storico per le medaglie conquistate dagli azzurri, insomma soprattutto attrazione donne, quindi troveremo insomma sui quotidiani nazionali, anche sui quotidiani regionali, le foto dei successi degli azzurri, una straordinaria Federica Brignone che trionfa anche nel gigante. Poi per quanto riguarda insomma, la politica interna, lo scontro tra il ministro della giustizia Carlo Nordio e insomma, i magistrati, parole pesantissime del ministro, uno scontro totale con opposizioni e appunto la categoria dei magistrati, frasi pesantissime sul CSM che seguono poi quelle che si sono state nei giorni scorsi di Gratteri contro chi vota sì al referendum. E ancora lo scontro, diciamo, le posizioni, anzi diciamo così, diverse sulla politica internazionale su questo Board of Peace dove l'Italia chiederà al Parlamento di poter partecipare come osservatore. Allora vediamo subito il Corriere della Sera nei titoli. Con lo quale l'Italia del record, avevo anticipato, Brignone trionfa anche nel gigante, inchino dei rivali. Il biathlon invece, Lisa Vittozzi d'oro, quindi un'altra medaglia d'oro, guardate qua le foto degli azzurri che trionfano appunto alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, le donne trascinano la squadra azzurra, le medaglie sono già 22, battuto il primato di Lillehammer nel 1994, poi tutti gli approfondimenti in pagina. Nordio, vedete qui a centropagina, scontro totale con toghe opposizioni, il referendum sulla giustizia, polemica per le parole del ministro Carlo Nordio, il sorteggio eliminerà il sistema paramafioso del CSM, la replica dell'Associazione Nazionale Magistrati, le sue parole offendono la memoria di chi ha perso la vita per lottare contro la mafia. La segretaria del PD Lischlein chiede a Giorgia Meloni di dissociarsi, parole diciamo, che in qualche modo hanno tirato in ballo anche diciamo, l'eredità di Falcone e Borsellino in questo senso. Ancora in alto di spalla troviamo questa notizia di cronaca che arriva da Bergamo, il clochard, la bimba e la lotta dei genitori terrorizzati. Un uomo entra in un supermercato a Bergamo, incrocia una famiglia, si abbassa di scatto, afferra la bambina per la gamba e la solleva mentre la mamma cerca di trattenerla. Il padre lo insegue, lo immobilizza, la piccola di 1 anno e mezzo ha un femore fratturato. L'aggressore è stato arrestato, si tratta di un romeno di 47 anni senza fissa dimora, ignoti i motivi del tentato sequestro, l'uomo non risulta che abbia patologie psichiatriche certificate o precedenti penali. Insomma questa notizia terribile che arriva da Bergamo. Queste le principali notizie, il sistema paramafioso di Nordio al CSM, le parole insomma, che fanno saltare ANM e opposizione appunto contro il ministro, la bufera dopo un'intervista getta fango sui magistrati. Qui c'è spiegato in questo schemino che troviamo anche oggi sul Corriere della Sera i punti della riforma per la quale si voterà a fine marzo, ma ovviamente queste parole inaspriscono il clima. Lui dice, si giustifica il ministro Nordio, ho solo citato una frase del PM Di Matteo e ne ho altre anche peggiori, dice un giorno ne dirò una, ogni giorno ne dirò una, il guardasigilli appunto rilancia sconcertato per le reazioni scomposte. A queste parole diciamo, si associano poi in qualche modo anche quelle di Gratteri che accusa Carlo Nordio, dal guardasigilli dichiarazioni inaccettabili, scusarmi, vado avanti perché appunto le sue frasi diciamo, sui massoni e sui mafiosi che voteranno per il sì hanno anche qui diciamo, creato malcontento, malumori in qualche modo e inasprito anche il clima su questo referendum. Ritorniamo invece sulle prime pagine, andiamo su Repubblica, paramafiosi, vedete le foto, le parole di Carlo Nordio, shock contro il CSM, accuse pesanti dal Ministro della Giustizia. Lischlein dice alla Premier Giorgia Meloni si dissoci, quelle parole insultano Borsellino. E poi inchino alla regina, la
la regina chi è? Federica Brignone. Questi chi sono? Federica Brignone, appunto vincitrice dello slalom gigante della medaglia d'oro, le sue diciamo, avversarie che si piazzano al secondo posto ex aequo, che si inchinano di fronte alla regina appunto dello sci. 22 medaglie, record per l'Italia, poi insomma altri approfondimenti in pagina e anche la notizia che troviamo, insomma, su questa storia del bambino con il cuore malato, il cuore che era destinato appunto a questo bambino che avrebbe dovuto fare il trapianto, si guastò durante il viaggio, durante il trasferimento, perché era stato trasportato in un box di plastica. Il cuore viaggiò da Bolzano a Napoli in un comune contenitore di plastica rigida con del ghiaccio secco che lo rovinò, e ora il piccolo paziente non è trapiantabile. Questo almeno è quanto scrive l'ospedale Bambino Gesù di Roma nel parere inviato all'ospedale Monaldi di Napoli. La madre spera ancora, forse si sbagliano, ci aiuti Papa Leone. L'ultima notizia è che il bambino non potrà essere più trapiantato anche se si dovesse trovare il cuore. Andiamo su altri quotidiani. La Stampa: l'Europa gela gli Stati Uniti e accelera sulla difesa. Il Board of Peace: l'Italia osservatrice, Meloni incerta se volare a Washington. Kallas: la Russia non è una superpotenza. Queste insomma le accuse ancora manifeste nei confronti degli Stati Uniti verso appunto la Russia di Putin. E poi vedete anche qui sulla Stampa il CSM paramafioso, le parole di Nordio che causano una bufera mediatica. L'ANM offende le vittime, Schlein: Meloni prende le distanze ma la maggioranza fa quadrato e difende il ministro. E poi una cortina d'oro, le sciatrici azzurre che trionfano alle Olimpiadi. Ancora vediamo qualche quotidiano insomma politico. Partiamo proprio con il Fatto Quotidiano: paramafiosi, Nordio insulta chi segue Falcone e Borsellino, Giovanni ne fondò una di sinistra. Stiamo parlando delle correnti, le correnti all'interno del CSM. Paolo fu la bandiera di quella di destra, e qui la foto del ministro Carlo Nordio con alle spalle, sullo sfondo, la foto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Questo è il Fatto Quotidiano nella sua apertura e nel suo approfondimento principale. Il Giornale: brigate antifa, l'omicidio di Quentin a Lione, la rete dell'odio rosso, il filo che lega la Francia e che arriva fino alla Salis e alla CGIL. Hanno firmato un appello con gli autori del Blitz. C'è un legame tra Italia e i gruppi antifascisti francesi che giovedì scorso a Lione hanno picchiato a morte Quentin, il giovane studente di destra di 23 anni. A tracciarlo sono gli europarlamentari di AVS, Ilaria Salis e Mimmo Lucano, e la CGIL, firmatari di un appello insieme agli autori del Blitz. Quindi insomma c'è anche questo retroscena su questo fatto di cronaca. Poi tutte le altre notizie: c'è un'intervista sul Giornale al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, saldatura tra Islam e antagonisti, dopo il Viminale rifarò il prefetto, dice il ministro Piantedosi. Parla anche degli assalti ai treni, che è stato un altro dei temi diciamo caldi della settimana appena trascorsa. Gli assalti ai treni, secondo il ministro, causati da professionisti che intendono solo boicottare e creare disagi alla rete ferroviaria italiana. Andiamo a vedere Libero, il quotidiano che prende ancora di mira la giustizia all'italiana: il clandestino da risarcire, già condannato 23 volte, tante rapine e una donna picchiata a sangue. Ecco perché l'algerino era in Albania per essere rimpatriato e invece riceverà 700 euro. Ci si chiede appunto in quale paese al mondo un immigrato illegale che subisce 23 condanne, viene allontanato con un foglio di via, ma anziché essere cacciato o finire in galera per un bel po', viene salvato dalla magistratura, che prima ne ordina il rimpatrio in Albania e poi lo fa risarcire dallo Stato. Facile, e l'Italia dopo il danno la beffa. Questo è quello che racconta Libero, che è un po' quello che racconta anche La Verità. L'algerino ha commesso 23 reati, un giudice gli dà il risarcimento. L'uomo, ripagato con 700 euro per la detenzione in Albania, era clandestino dal 95, è finito in galera 11 volte per rapina, droga, furto, percossa a una donna. Espellerlo è stato impossibile, ora gli diamo pure i soldi. Insomma, fa davvero
diciamo, crea davvero tanta confusione, insomma, questa sentenza. E poi il ministro Nordio è come il PM di Matteo, CSM mafioso, quindi riprende le frasi, viene difeso appunto da tutto il centrodestra, Stampa compreso. Andiamo a vedere in chiusura il Foglio, toghe impunite, le promozioni assurde del CSM, dal PM che anticipa all'avvocato di 'ndranghetisti gli arresti e il sequestro di droga, al magistrato che suggerisce a un suo indagato di buttare la SIM del telefono, fino ai consiglieri che brigavano con Palamara. Un'inchiesta con 10 storie proposta oggi sul quotidiano Il Foglio, che troverete all'interno appunto delle pagine del giornale. Noi ci fermiamo per questa prima parte di rassegna stampa, ritorneremo subito dopo nella seconda parte con la lettura dei quotidiani regionali. Rientriamo in diretta con la rassegna stampa di oggi. Nella seconda parte andiamo a sfogliare i quotidiani regionali. Partiamo dal Giornale di Sicilia di oggi, che è, diciamo, nella parte alta sopra la testata, non è neanche un taglio alto, diciamo, è proprio una scelta editoriale di piazzare tutto lo sport, eccolo qua, in alto prima della testata. Vedete quante notizie di sport, la Brignone nella leggenda, le polemiche dopo la partita Inter-Juventus e il Palermo che insomma continua a vincere e rincorre la zona promozione in Serie A. Scendendo, i titoli di apertura riguardano lo Zen, quindi ancora una volta l'acqua rubata nel quartiere di Palermo. Il dossier dal prefetto, il sindaco La Galla, il comune e l'AMAP in contatto con il comitato per l'ordine e la sicurezza, presidio nella casa strappata alla mafia, il parroco minaccia brutale, giusto resistere. Leggiamo un po' il sommario, le immagini della rete idrica della mafia nel sottosuolo dello Zen 2 dimostrano che Cosa Nostra gestisce l'acqua nel rione. E allora l'amministrazione comunale e l'AMAP, spiega il sindaco La Galla, stanno dando tutta la collaborazione che compete al tavolo aperto nel comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura. La questione dunque in mano al prefetto Massimo Mariani. Nel frattempo la resistenza civile nell'insula di fronte alla caserma dei Carabinieri, a tutela del diritto degli assegnatari a insediare le case popolari, assume tratti di convivialità. Il parroco si schiera, minacce brutali, giusto resistere. Questo è il racconto, diciamo, che fa il Giornale Sicilia della questione Zen. E poi i danni dal maltempo sono già quasi 2 miliardi, 1,8 miliardi, l'SOS arriva da Roma, la Regione sta integrando tutta la documentazione in vista del Consiglio dei Ministri di mercoledì. Insomma, l'obiettivo è quello di ottenere quanto prima possibile i rimborsi. E poi l'emergenza frana a Niscemi, dove è stata recuperata la croce, simbolo di resilienza, di resistenza, la croce che è crollata qualche giorno fa proprio con la frana nel burrone, diciamo, che è ormai diventato il punto dell'orrore nella cittadina nissena. Questo è il Giornale Sicilia. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, il giallo dei danni del ciclone, anche qui maltempo, 2 miliardi per la regione, ma il MEF non ha ancora definito lo stanziamento. Sono oltre 600 i milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale siciliana per far fronte ai danni del ciclone Henry, ma c'è molto scetticismo in Sicilia sul decreto del governo nazionale. La notizia, che è stata rilanciata da alcuni quotidiani, tra cui anche il Sole 24 Ore, secondo cui l'esecutivo guidato da Renato Schifani qualche giorno fa ha stanziato 558 milioni, ma che non basterebbero. Dice: abbiamo sospeso il pagamento per il 2026 di tutte le concessioni demaniali e marittime e avviato anche un'interlocuzione con l'Unione Europea per una deroga alla Bolkestein, dice Schifani, ma la stima dei danni sembrerebbe pari a circa 2 miliardi di euro, quindi insomma qui c'è un balletto di cifre. Poi le notizie che riguardano la politica nazionale, lo scontro sul referendum della giustizia, il CSM, sistema paramafioso, bufera sulle parole di Carlo Nordio, e il bambino che non ha potuto ricevere il trapianto a Napoli. E poi c'è una notizia di cronaca che riguarda il messinese, gambizzato a Pace del Mela, in carcere padre e figlio. A distanza di una settimana dall'agguato, i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno chiuso il cerchio delle indagini sul ferimento di un quarantenne e ci sono 2 indagati in
in carcere. Questa è la prima pagina della Gazzetta del Sud che vi facciamo rivedere diciamo nel complesso, nella testata. Entriamo dentro perché ci sono diciamo, le notizie che arrivano da Niscemi, insomma, dove è stata recuperata la croce. Il vescovo della diocesi locale dice ce la faremo perché insomma quella croce è un emblema della storia locale ed era visibile fino a qualche giorno fa sul fronte del costone franoso, e quindi il vescovo dà un messaggio di speranza, incontra in un pranzo gli sfollati, insomma chiede a tutti coraggio. E poi c'è un'altra storia che arriva dalle Olie a Stromboli, in carrozzina dalla guardia medica per arrivare all'elipista. Disavventura di un paziente per l'ennesimo soccorso in precarietà, l'ambulanza ferma per mancanza di personale. Vedete qui anche una storia di mala sanità che arriva dalle Isole Olie, in questo caso da Stromboli. Velocemente andiamo a vedere altre pagine del giornale. A Messina c'è ovviamente una campagna elettorale aperta dal commissario Fedelissimi, chi gestirà la fase di interregno, questo per quanto riguarda appunto il momento attuale, quindi da qui fino alle elezioni, dalle dimissioni di Basile fino alle prossime elezioni, ma per le elezioni già comincia la campagna elettorale e scatta il toto candidati, inizia la settimana clou, cosa dice il Borsino. Insomma qui ci sono foto e nomi di chi potrebbero essere diciamo, i candidati di centrodestra e centrosinistra che potrebbero sfidare in questo caso l'uscente Basile che, come abbiamo detto, si è ricandidato. Andiamo invece sulla Sicilia, la prima pagina della Sicilia di oggi, l'apertura dedicata alla Tigre delle Nevi che è Federica Brignone, ma poi c'è un'inchiesta a centropagina che riguarda la Sicilia, eccola qua. Questa foto diciamo, ritrae un trafficante di droga, vedete, sopra un sommergibile, quindi le nuove rotte dei narcos, il titolo del servizio è In Sicilia la droga anche con i sommergibili. Viene analizzate appunto all'interno quali sono le nuove rotte dei trafficanti di droga e come fanno ad arrivare in Sicilia e in generale nel sud Italia la droga proveniente anche dall'estero. Poi la politica, la Vardera candidato, il campo largo si divide e qui ci sono tutte le reazioni alla notizia di sabato scorso quando la Vardera appunto ha annunciato di volersi candidare alla presidenza della regione. E poi vediamo se riusciamo a spostare ecco questa zona evidenziata, perché evidenziamo quest'altra notizia, l'altra faccia del maltempo, dighe siciliane mai così piene, perché tra gennaio e febbraio nelle 30 dighe pubbliche siciliane è aumentato il volume di acqua di 160 milioni di metri cubi, una notizia che andiamo a vedere subito in pagina perché questo dovrebbe dare qualche risposta alla siccità, diciamo, almeno per la prossima estate. Dighe mai così tanta acqua, e qui c'è uno schemino dove si vedono tutte le dighe, tutti gli invasi con i relativi corsi d'acqua, quanto sono aumentati rispetto al passato, quindi è la situazione attuale. Insomma, in tanti, vedete, nell'attacco del pezzo, in molti parlano di un miracolo perché tanta acqua in un solo mese non si era mai vista. Il riferimento non è a quella che ha eroso i litorali, ma a quella appunto che riempie gli invasi siciliani. Ancora cronaca in Sicilia. Prendiamo la pagina di Catania perché c'è un dibattito aperto sulla mobilità. Per la metro leggera già richiesti 700 milioni di euro. Nei giorni scorsi, vedete, si è parlato di Etna Rail, lo leggiamo nell'attacco del pezzo, il collegamento ferroviario tra il capoluogo fino ai paesi dell'Interland, ma per il primo cittadino Enrico Trantino si tratta di un progetto non realizzabile, ed è qui che in qualità di sindaco anche della città metropolitana ha richiesto nei mesi scorsi uno studio di prefattibilità per l'opera che si basa invece su mezzi gommati, anche se operanti su percorsi separati dal flusso dei mezzi a quattro ruote. I costi restano comunque enormi, quindi non è diciamo, neanche possibilista il sindaco Trantino. Qua vedete un esempio di una città francese, questo dovrebbe essere, diciamo, il collegamento diciamo, con quello che, diciamo, è stato ipotizzato in qualche modo, per il quale è stato richiesto lo studio di prefattibilità, però insomma i costi sembrano veramente
esosi. Poi, sempre nella prima pagina di Catania, leggiamo anche diciamo, le notizie di cronaca: colpito al braccio da una pistolettata in via Capopassero, c'è la cronaca di questa ennesima sparatoria a Catania, e poi regole più severe per i 1000 monopattini che sono in giro per la città. Ritorniamo invece, guardando le pagine all'interno, su questo trasporto rapido di massa, perché insomma il piano prevede 3 miliardi per la nuova mobilità. Chi lo sa insomma come verrà e come sarà declinato in futuro questo tema, però diciamo questo è lo studio di prefattibilità. Questi dovrebbero essere insomma gli avveniristici treni che, o comunque trasporto gommato, che sostituirebbero in questo caso anche gli autobus in certi parti di percorso. Però diciamo, come avviene, ecco, vedete qui nella didascalia, queste sono immagini della metro leggera di Parigi e Rennes, siamo in Francia, e questa è l'idea, diciamo, sul quale si dibatte in questo momento a Catania. Invece la cronaca, vediamo l'atto di forza e gli spari in via Capopassero, ferito un 23enne in fuga. Qui c'è il racconto di questo fatto di cronaca avvenuto appunto a Trappeto Nord. Nel pezzo possiamo leggere che insomma, il ferito è stato trovato in una pozza di sangue in via Giuseppe Fava, dove sono arrivati per primi gli agenti delle volanti della questura, che si sono immediatamente accorti che sul luogo della caduta non c'erano bossoli. Grazie a una veloce attività infoinvestigativa hanno scoperto che la sparatoria era avvenuta in via Capopassero, così i poliziotti hanno trovato immediato riscontro e sono stati rinvenuti parecchi bossoli lungo la lingua d'asfalto all'ombra dei grattacieli di Trappeto Nord, sinonimo, diciamo, che lì c'era stato, come dire, uno scontro a fuoco tra bande rivali. Questa era l'ultima notizia per la rassegna stampa di oggi. Noi ci fermiamo, vi ringraziamo per averci seguito, ovviamente vi rinnoviamo l'appuntamento a domani.